Natale 2013, scelta giusta, il dono all'insegna della gastronomia. La crisi sovrasta le famiglie, riducendo il budget destinato al tradizionale scambio di doni da apporre sotto l'albero e scartare la notte di Natale per la gioia dei più piccoli. Nonostante la recessione, l'IMU e la Tares cambiano i consumi e la tendenza proietta quest'anno gran parte della gente verso l'acquisto di prodotti alimentari anche di nicchia. Dalla classica bottiglia di vino al panettone tradizionale preparato artigianalmente, conserve, marmellate, formaggi tipici, olio e prodotti locali. Lasciato quindi nel cassetto il regalo tradizionale futile e superfluo, si preferisce lo scambio di doni che accontentino il palato. La crisi ha anche condizionato la tradizione del cenone di Natale e in tanti quest'anno hanno preferito alle fatiche dei preparativi e all'alto costo degli ingredienti, dalla verdura al pesce, sostituire la classica cena in casa con il cenone al ristorante. Siamo qui al ristorante La Grande Abbuffata di Agrigento con lo chef Antonio Danna. Voi questa sera avete avuto delle prenotazioni? Sì, Cosa propone il vostro menù? noi facciamo una selezione di antipasti, misti rustici con affettati, grandi affettati perché poi abbiamo con ricotta che facciamo noi, caponata che facciamo noi con melanzane e peperoni e con cipolla agrodolce, poi abbiamo anche i cardi che facciamo con la pastella, e olive nostre, tutto sott'olio, anche la frittata con patate. Abbiamo un po' di antipasti assortiti. Il primo cosa prevede? Il primo prevede due primi, sono due assaggini e sono con il sparagello e ricotta in bianco naturalmente e poi facciamo pennetta alla matriciana. E una chicca del vostro menù all'insegna della tradizione, utilizzando naturalmente sempre prodotti tipici e locali, e il dessert. Cosa avete preparato? Abbiamo preparato un bel cannolo siciliano, sempre con la crema di ricotta che faccio io, è buonissimo, col pistacchio anche. Menù simile da riproporre domani invece per il pranzo di Natale. Sono 5 antipasti affumicati con spada e salmone, poi facciamo cocchigliate di gamberi, insalate di mare e poi una polpetta che faccio io sempre con i mare e monte e base di riso. Poi facciamo sempre due primi con il risotto allo scoglio. Facciamo anche pennette con zucchine e gamberetti con crema di carciofi.